Pia, una mamma reduce dalla casa del grande fratello. Oggi con lei ripercorreremo le tappe della sua vita. A verissimo, Raffaella Fico. Sei bella. Beh, anche tu sei stupenda. Quindi. Grazie. Com'è stato tornare a casa dopo 40 giorni dentro il grande Bellissimo, fratello? guarda, non vedevo l'ora di riabbracciare mia figlia, il mio fidanzato, insomma mio fratello, la mia famiglia. Come ti hanno accolto? Cosa ti ha detto Pia, tua figlia? Beh, Pia è scoppiata in lacrime, mi ha abbracciata subito, super felice, non vedeva l'ora di vedermi, insomma. Sei piaciuta? Cioè ti hanno detto che è andata bene o ti hanno criticato? Sì, devo dire la verità che ho avuto un po' di complimenti anche da parte di amici, conoscenti e non solo dai familiari, quindi sono contenta. Allora, tu dentro la casa ti sei molto messa a nudo, hai raccontato tappe importanti, dolorose anche della tua vita, e oggi è l'occasione, visto che non ci vediamo da un po' di anni, sì, Raffaella, di raccontare quello che è successo in questi anni. Cominciamo così. La tua mamma, sì, Antonietta, come sono stata l'anno scorso, credo sia mancata la tua mamma. Sì. Vabbè, in realtà è stato un periodo molto brutto della mia vita e lei non stava molto bene, mi sono presa io cura di lei, le sono stata accanto finché poi non è venuta ovviamente a mancare, insomma, è dura, è difficile perché per me lei era la persona più importante della mia vita, era un'amica, era una sorella, oltre ad essere una mamma. Noi avevamo un rapporto stupendo, io e lei parlavamo di tutto, era per me un supporto, no? Perché comunque viveva con me, con la mia bambina. È stato difficile, è difficile quando si perde un genitore, soprattutto una mamma, perché davvero penso che la mamma sia la cosa più cara al mondo. Tu appunto ti ha aiutato con Pia perché tu eri rimasta da sola, quindi ha fatto anche un po' da nonna a mamma lei alla piccolina. Sì, vabbè, la mia famiglia, mia mamma, come mio fratello sono stati il mio punto di forza. E Pia, vabbè, stravedeva per la nonna, ancora oggi cioè dice mamma tu non fai le paste e patate come le faceva la nonna, e la bambina ha sofferto molto, devo dire, perché poi, sai, la mancanza si sente, insomma, è come il dolore è sempre vivo, non è facile. Tu sei anche molto credente, anche la tua mamma era molto credente. Sì, infatti Pia si chiama Pia proprio per la fede che noi abbiamo in Padre Pio ed è una cosa che comunque mi ha trasmesso la mia mamma sin da bambina, si andava insieme. E questo. Lo so. La senti la tua mamma? Sì, non ti nascondo. Vabbè, quando sono a casa magari è più difficile. E sai, anche quando vai in giro, io ero abituata a chiamarla anche 10 volte al giorno. All'inizio era difficilissimo, tipo ti veniva la voglia di alzare il telefono e di dire chiamo mia mamma. Poi ti accorgevi che non c'era. È stata una mamma dolce, cosa ti ha insegnato la tua mamma? Vabbè, io sono fiera, mi ha dato comunque tanti valori e mi ha insegnato prima di tutto ad essere sempre onesta con le persone, a non essere falsa e il perdono. Mi ha insegnato davvero tante cose, è stata la mia maestra di vita. La tua piccola Pia ha conosciuto il bullismo, il razzismo già da piccola, da quando andava all'asilo. Sì. Purtroppo sì, ci sono stati un po' di episodi e allora è difficile spiegare a dei bambini quando avvengono queste situazioni, insomma, no? Questi episodi di bullismo, di razzismo, perché poi credo che sono delle cose che uno le ricordi per tutta la vita. È pur vero che è una bambina, ma anche a un bambino fanno male. E mi ricordo che lei quando tornò a casa e mi raccontò, ci fu un episodio all'asilo dove una bimba non voleva darle la mano, diceva sai perché sei
di colore in maniera dispregiativa, ora non ripeto il termine, e puzzi, voi potete vendere solo insomma i semafori e quant'altro. E la bambina poi diceva, ricordo che Pia l'ha vissuta proprio male per mesi, arrivava a casa e mi diceva ma perché qui sono nera, perché qui sono bianca. È stato difficile, è stato difficile. Le ho cambiato scuola Hai fatto bene. e frequenta una scuola internazionale, quindi ha la fortuna di poter stare con tanti bambini di tante nazionalità diverse e l'hanno accolta benissimo, lei è super felice, insomma. Adesso per fortuna laddove va a scuola è un ambiente con una mentalità un po' più aperta ed è più bello. Dispiace pensare, no, che a volte magari se un genitore non ha la possibilità di poter mandare dei figli in un ambiente internazionale, in una scuola internazionale, il solo pensiero che poi in altre situazioni, laddove non c'è, no, c'è comunque una sparuta, oggigiorno secondo me esiste ancora una sparuta minoranza di razzisti purtroppo. Io credo che sia una cosa di ignoranza, ahimè, mi dispiace dirlo, perché fondamentalmente siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali e non è di certo il colore della pelle che ci fa sembrare diversi o le varie culture. Però ancora tuttora ci troviamo a combattere contro questo fenomeno che ahimè pesa, perché le persone poi vengono segnate, sono delle cose che ti porti dietro per la vita. Secondo me non è semplice poi venirne fuori. Come va il rapporto tra Pia e il suo papà, Mario Balotelli? No, devo dire che hanno un bel rapporto, Mario stravede per Pia. E ora sai, col fatto che è in Turchia, tra l'altro mi devo organizzare, essendo uscita da poco dalla casa del GF, mi devo organizzare e portare la piccoletta dal papà, perché devo dire che entrambi, vabbè, si amano e basta uno sguardo tra loro e c'è bene, c'è gioia. Sei felice di questo rapporto dopo tutti gli anni di sofferenza che hai avuto? Io sono molto felice perché per fortuna abbiamo trovato il giusto equilibrio tra io e Mario, ci vogliamo molto bene e siamo come se fossimo un fratello e una sorella. A volte ci ritroviamo, lui chiama, mi racconta anche, non so, della sua fidanzata, se fa una nuova conoscenza o qualcosa. Abbiamo veramente un bel rapporto. E per fortuna, insomma, dopo i primi anni, un po' di conflitto, siamo cresciuti entrambi, devo dire che siamo maturati entrambi e adesso va tutto bene. Tu ne hai passate, perché io ti ho intervistata più volte Sì. e insomma non è stato facile. Ti faccio vedere queste immagini che raccontano un po' della tua sofferenza. Tu l'hai perdonato oggi, hai detto, però immagino sia stato un lungo processo perché insomma hai subito delle umiliazioni molto, molto pesanti. Oggi sei una donna, la tua bambina è grande. Cosa rimane di quello? Il fatto che non ti ha aperto, che non è venuto al parto, il test del DNA? Beh, allora, io ho sofferto veramente tanto perché sono stata non male, ma malissimo. Io ho rischiato di perdere Pia all'ottavo mese, perché, sai, le varie diatribe, i giornali, i media, eh, come hai detto tu, non mi ha fatto fare una bellissima figura, no? Quindi per me era un'umiliazione da donna. Anche io quando andavo in giro un po' mi vergognavo, perché venivo additata come quella che, insomma, avesse, tra virgolette, voluto un bambino che l'altra persona non voleva. In realtà i bambini si fanno in due, fu una nostra scelta, poi che lui non se la sia più sentita, vabbè. Però io mi vergognavo anche di andare in giro, perché sentivo i commenti delle persone. Non è stato facile, non è stato facile. Però sai, come tutte le cose si va avanti, si va avanti. Non ho fatto una bellissima figura davanti agli occhi di tutti, quindi per una donna diventa difficile dopo la ripresa, no? Non hai nemmeno più tanta credibilità quando conosci un uomo, perché non sai dov'è la verità. Sai, uno legge magari dai giornali, ascolta determinate cose e si fa un'idea che può essere, in quel caso, è sicuramente un'idea sbagliata. Quindi devi riprendere la tua vita in mano, devi riacquistare la credibilità e non è stato semplice, non è stato semplice. Ti credo. Per La niente. cosa che più ti ha fatto male?
Ma la cosa che più mi ha fatto male è, ai tempi, il rifiuto da parte sua e quel comunicato che fece chiedendomi il test del DNA pur sapendo che era sua figlia. Quello mi ha fatto male, quello mi ha fatto molto male perché è stata, penso, l'umiliazione più grande che una donna e più brutta che una donna possa subire nella vita. Però al tempo stesso io dico sempre che sono stata una donna fortunata perché avevo una famiglia alle spalle che mi ha sostenuta, che mi ha incoraggiata, ma e mi chiedo sempre, donne sole, no? Che magari si trovano al mio posto, che subiscono le stesse umiliazioni, gli stessi rifiuti. Io non lo so come fanno, perché io ti giuro che è stato davvero, davvero brutto, brutto. Lui ti ha chiesto scusa? Mi ha chiesto scusa dopo anni e si è pentito tanto. Però nella vita indietro non si può tornare e alla fine sì, puoi ricucire il rapporto e si va avanti, ma si va avanti, ognuno segue la sua strada. Ti piacerebbe avere un altro figlio? Non ti nascondo che mi piacerebbe, sì. Sì. E quindi ci stai pensando concretamente? Allora no, guarda, ho un compagno, ci conosciamo da molto poco, viviamo molto il momento, io ti dico sono serena, questa persona mi fa star bene, sono innamorata, però non abbiamo parlato assolutamente né di bambini né di matrimonio. Viviamo la giornata, poi quello che Vuoi andare viene. cauta? La vita Esattamente. ti ha insegnato che bisogna andare con i piedi di piombo. Sì, sì. Ho imparato tanto. Credo di essere maturata proprio da un punto di vista personale. Sono più riflessiva, sono più calma, sono più pacata. Abbiamo raccontato tutto, sei anche innamorata di nuovo, questa è una cosa bella. Sì. Credo di essermi innamorata realmente dopo tanti anni. Io dico sempre che Mario, nonostante tutto, è stato il mio più grande amore. E per lui ho avuto un amore incondizionato, no? Successivamente ho avuto delle altre storie. Sono stata innamorata, ma non è stato quell'amore totalizzante. Dopo un po' di anni ho incontrato Piero e mi ha fatto battere di nuovo il cuore e mi ha fatto provare delle emozioni che io non ho provato nemmeno nelle relazioni precedenti. Quindi vuol dire che c'è, adesso dirlo così apertamente, vuol dire che c'è davvero un forte sentimento. Mi ha fatto ribattere il cuore così come non mi batteva da quando ero ragazzina, insomma, da quando avevo conosciuto Mario. E beh, sei ancora giovanissima perché tu hai fatto tutto presto, quindi adesso davvero goditi la vita e tua figlia e devi cercare di essere felice e serena.